Ti aspettavi qualcosa di più, immagino. Sì, mi aspettavo qualcosa di più, ma mi prendo anche la responsabilità, come ha detto il tuo collega, delle scelte di come abbiamo preparato la partita, che sapevamo un po' come sarebbe stata e su quello che sapevamo probabilmente non abbiamo preso le contromisure corrette. Poi vabbè, possiamo discutere sugli episodi, ma io vorrei un'analisi un po' più approfondita su come abbiamo giocato. Perché poi quando abbiamo iniziato a giocare palla a terra occupando bene gli spazi qualcosa è stato creato pur facendo una partita non buona nel modo più assoluto, però abbiamo creato le occasioni e ripeto poi lì subentrano gli episodi del momento. Questo mini girone sarà penso così, nel senso domenica abbiamo vinto ma se mettevano dentro il secondo rigore poteva girare da qualsiasi parte della partita, ma oggi è uguale, però non vorrei soffermarmi su questo, quindi secondo me abbiamo giocato poco di squadra e abbiamo cercato troppe soluzioni individuali dove c'era un campo che permetteva assolutamente di mettere giù la palla e fare quello che ogni tanto sappiamo fare. Infatti ho visto che parecchie volte si è arrabbiato con i lanci lunghi sì, che tentavano. Perché sono stati quelli che principalmente ci hanno creato le difficoltà, però vai a capire. Avevamo fatto altre proposte in sede di allenamento, poi probabilmente l'enfasi della gara, un po' di pressione perché i ragazzi forse hanno pensato che dopo aver battuto il Giorgione sarà così, tutte le altre secondo me saranno così, non vedo ancora, adesso non so i risultati ma cambia poco, ma è quello che vi ho detto all'inizio del campionato, cioè cosa succede se una squadra perde la prima o se pareggia o se fa due pareggi dopo 2 partite, cioè può essere a 2 punti e la prima non più di 6, cioè cosa cambia? Sì, sì. Cioè c'è gli scontri diretti tra tutti praticamente. Sì, non penso che ci sia da stare lì ad affrontare le partite con questo timore, insomma, Sì. perché noi nel DNA possiamo avere delle giocate buone, ma le abbiamo dimostrate più volte e strano non abbiamo fatto gol perché abbiamo sempre nelle nostre corde qualche soluzione, ma ripeto, poi lì abbiamo sbagliati anche alla fine, sono stati veramente degli errori abbastanza. Sulla fascia Molin oggi l'ho visto più nel primo tempo, non so, un paio di volte gli avevi detto di spingere più. Sì, però penso che Jacopo abbia pagato un po' anche il lungo periodo di inattività e quindi la prima l'ha fatta di slancio, la seconda può essere che insomma, abbiamo accusato un po' la stanchezza, è chiaro poi. A partita in corso ho fatto anche altre scelte per cercare di aumentare la qualità in altri reparti, quindi l'ho lasciato lì, ho detto, vabbè, al limite farà fatica tutta la partita, ma tanto quello era, abbiamo preso gol troppo presto secondo tempo. Sì. Sarà un campionato strano come dicevi comunque. Per me sì, io la vedo così perché non penso che ci sia l'ammazza a tutti, la vedo equilibrata, tutte si sono rinforzate, tutte hanno fatto, tutte hanno migliorato, quindi niente, per me sarà equilibrata. Ripeto, se riusciamo a limare delle sbavature e essere più squadra che gioca a palla a terra, ci saremo sicuramente, siamo in grado di giocarci ogni singola partita, perché guardando indietro nessuna squadra tra Coppa e campionato, a parte, ripeto, la prima con il Sandonà, nessuno ci ha messo sotto in modo netto, anche quando abbiamo perso 3 partite consecutive con Liepiave, Sandonà e Martellago, sono state veramente tre situazioni un po' esagerate, quindi nessuno ci ha messo sotto, ma neanche oggi abbiamo fatto una brutta partita, ma non è che ci abbiamo messo sotto, sempre riproposto qualcosina. Bene, bocca al lupo. Buono, crepi il lupo, grazie mille.